Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Amici appassionati di ciclismo, buon pomeriggio, buona domenica e ben ritrovati con questa nuova produzione a cura di ciclismoweb.net, il nostro piccolo ma grande network che promuove il ciclismo giovanile. Ieri grande manifestazione e diretta in formato beta cycling della 75esima edizione della Milano Rapallo, e prima di introdurre la manifestazione che tra poco andremo a seguire insieme, ovvero la 76esima edizione del Trofeo Piva da Col San Martino, internazionale dedicata alla categoria Under 23, fatemi fare un breve cappello su quanto è accaduto ieri e devo porgere delle scuse perché ho confuso Gabriele Bessega, che è transitato per primo sul traguardo e ha vinto la 75esima edizione della Milano Busseto, con Grimaud, suo compagno di squadra. Il tutto davanti a Belletta e a Perez Alvarez. Mi scuso con Bessega, con Gabriele Bessega, oltre a fargli i complimenti dopo aver conquistato il Memorial Polese il 1° marzo scorso. Ieri ha conquistato il secondo successo stagionale con appunto la Milano Busseto. Mi scuso con la BS Carrera, la sua formazione, e gli faccio tanti complimenti. Ora concentriamoci naturalmente su ciò che andremo a vedere oggi, una manifestazione molto attesa, la 76esima edizione del Trofeo Piva internazionale Under 23 da Col San Martino. Sono ben 35 le formazioni al via e 172 atleti hanno preso il via oggi appunto da Col San Martino. Prova internazionale, quindi il meglio del continente europeo e non solo, che si è dato appuntamento a Col San Martino. Stiamo vedendo le immagini della fase della partenza con la presentazione delle squadre, tanto pubblico come da prassi, in questa manifestazione che va a seguire chiaramente questi giovani ragazzi tra di loro, insomma degli atleti di cui certamente sentiremo parlare anche poi nella categoria successiva, ovvero quella dei professionisti. Vediamo tra l'altro per le foto di rito
i dirigenti, alcuni dei dirigenti, con in testa il presidente Mario De Rosso dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, con Daniel Frezza, tra l'altro addetto stampa della società, queste le autorità schierate in prima fila, qui Angelo Guizzo, anche lui ex presidente della Cicol San Martino, così come anche il momento di salutare anche Marino Pupetti, che è stato per tanti anni il presidente della Cicol San Martino. 172 atleti al via, in rappresentanza di 35 formazioni che vengono un po' da tutti i continenti, poi avremo modo anche di darvi l'elenco appunto dei partenti. Hanno preso il via per una distanza che originariamente, poi vi racconteremo cosa è accaduto, doveva essere di 179 km e 800 metri, è stata ridotta a 165 e 700, poi vedremo anche alcune immagini. La corsa era già partita, ci sono state delle cadute, degli incidenti, alcuni atleti hanno dovuto abbandonare la corsa e hanno dovuto essere accompagnati nei vari istituti ospedalieri che insomma sono in zona, e sono al seguito ben 3 ambulanze, però con 2 medici, e entrambi i medici ad un certo punto sono stati chiamati a dare servizio a questi atleti che sono stati accompagnati all'ospedale, e pertanto, come da regolamento, sia la commissione dei giudici, il presidente di giuria, sia il direttore di corsa Gianluca Negro, direttore di corsa internazionale, hanno giocoforza assunto la responsabilità di neutralizzare la gara e di attendere che ritornassero i medici dopo aver accompagnato e dopo aver assistito gli atleti che sono stati costretti ad essere portati all'ospedale. Quindi questo fa parte del regolamento e c'è stata chiaramente l'applicazione di questo regolamento. Pertanto la corsa era partita in perfetto orario, per far sì che la corsa si concluda nell'orario previsto è stato tolto un giro. La corsa misura 10 passaggi, ci sono ben 10 passaggi sulla linea del traguardo. La prima tornata era di 11 km e 900 metri, praticamente pianeggiante, poi sarebbero stati previsti 7 passaggi, 7 giri di 14 km e 100 metri con 7 volte la scalata al Combai, 390 metri di altitudine. Ecco, questi 7 giri sono stati ridotti a 6. Vedremo il finale invece interamente, le ultime 2 tornate, la penultima di 19 km e 700 metri, dove gli atleti, oltre a scalare nuovamente il Combai, assaggeranno per la prima volta le durissime rampe di San Vigilio, e poi l'ultima tornata di 27 km e 900 metri con la scalata a San Vigilio, il Combai e ancora San Vigilio, e terminerà il Gran Premio della Montagna, l'ultimo, a soli 1200 metri dal traguardo. Ecco, qui vediamo Nicolò Valentini addetto alla sicurezza, con Gianluca Negro hanno assunto questa decisione. Praticamente questa è la fase, vedete, questa è una sintesi registrata, questa è la fase di neutralizzazione, dove c'era in corso un attacco, una fuga, è stata fermata anche la fuga naturalmente, aveva circa 2 minuti di vantaggio. Quando la corsa è ripartita nella stessa situazione che era stata fotografata al momento della neutralizzazione. Pertanto complimenti anche agli addetti alla direzione corsa e alla giuria e alla società organizzatrice naturalmente, che hanno saputo gestire questo momento delicato. Ecco, quando non c'è un'ambulanza, quando non c'è il medico, chiaramente in questo caso non c'erano perché erano impegnati a soccorrere atleti rimasti coinvolti in alcune cadute, e in gioco forza la corsa va neutralizzata. Pertanto ora siamo invece già live, lo vedete nell'immagine a destra, sulla sinistra c'è il sottoscritto che vi fa compagnia, sulla destra invece siamo già live con questa fuga che da diversi chilometri è in atto.
Siamo al chilometro 88 dei 165,700 di gara, questa è la nuova distanza rispetto ai 179 e 800, e i 6 atleti al comando sono i seguenti. Con il dorsale numero 7 della Aran Cucine Deus Luca Laguardia, con il dorsale numero 11 il messicano portacolori della Monex Pro Cycling Team José Castillo Alcocer, con il dorsale 54 l'austriaco Jakob Sertic della KTM Graz, con il dorsale 73 il neozelandese Noah Hollamby della Martigues Paiden Rigel, con il dorsale 86 il russo Danil Kazakov della Bex Ebra Tortosa, formazione spagnola, e con il dorsale 124 Riccardo Lorello del team Opla. In questo momento hanno un vantaggio di 2 minuti e 11 sul gruppo, 2 minuti e 11 quando mancano circa meno di 70 km al traguardo finale. Pertanto avremo la possibilità appunto di seguire con la nostra squadra, che per l'occasione, questa è una produzione di Ciclismo Web che insieme a Extra Ciclismo e Beta Cycling fa parte del nostro network, chi ci consente di seguire nel dettaglio la manifestazione sono le nostre 2 moto in corsa, su Moto 1 Silvano Daros alla guida e Andrea Fin alle riprese, su Moto 2 Sante Garlant alla guida e Roberto Casarina alle riprese. Abbiamo una telecamera fissa con nella gestione di Franco Damuzzo, un drone che è gestito da Andrea Tonin, e qui in regia, in studio, con il sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che coordina il lavoro di tutti noi. Ecco, vedete, abbiamo anche la grafica, c'è stata un'evoluzione rispetto alla stagione 2024, abbiamo anche una grafica che ci aiuta a seguire praticamente in diretta anche quanti chilometri mancano, e tra poco saremo in grado anche di darvi la grafica del vantaggio in tempo reale dei fuggitivi. Stiamo transitando, la corsa sta transitando proprio a Col San Martino, tra poco avremo un altro passaggio sulla linea del traguardo, 2 minuti e 15 in questo momento il ritardo che Radio Informazioni comunica alla carovana. Le formazioni che sono impegnate all'inseguimento: MBH Bank Ballan, Colpac Ballan, e la formazione della UAE, come vedete, Next Generation, quindi la formazione development, la formazione sviluppo della UAE Team Emirates generazione Z, no Next Generation. Ecco, sono queste le formazioni che sono impegnate fino a questo momento nell'inseguimento, anche se non c'è una gran collaborazione. Ora, con l'immagine sulla destra, vediamo un contrattacco di un portacolori della Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura. Si tratta di Luca Fraticelli, che prova tutto solo a prendere qualche metro di vantaggio per continuare anche a tenere alta l'andatura nei confronti del gruppo dei 6 che sono al comando ormai da tanti chilometri e che si stanno dividendo i vari Gran Premi della montagna, che sono fissati nei passaggi sul Combai ad ogni giro. Poi i Gran Premi della Montagna negli ultimi 2 tornate, oltre al Combai, come vi ho già ricordato, il penultimo giro, i corridori assaggeranno le dure rampe del Muro di San Vigilio, e nell'ultima tornata lo assaggeranno per ben 2 volte, all'inizio della tornata, poi si salirà sul Combai ancora, e poi nel finale, prima di arrivare sul traguardo di Col San Martino, altra deviazione per andare ad affrontare per la terza ed ultima volta il Muro di San Vigilio, questa salita che è uno spauracchio. Chiaramente per i corridori sono durissime le rampe, avremo modo di vederla ancora in questa occasione, che è diventata a tutti gli effetti la caratteristica principale di questa importante manifestazione. Ultimo passaggio e ultimo Gran Premio della Montagna, che sono fissati a soli 1200 metri dal traguardo di Col San Martino, quindi discesa ripida e anche molto tecnica, e normalmente chi riesce a transitare in testa alle dure rampe del Muro di San Vigilio all'ultima tornata, poi molto spesso, insomma, abbiamo visto che è anche colui che va a festeggiare. Vi ho parlato di 35 formazioni al via, che vengono un po' da
molti paesi europei, ma non solo. Intanto concentriamoci sulle formazioni straniere. Ci sono 2 formazioni slovene, una formazione del Bahrain, una formazione kazaka, una formazione degli Emirati, una formazione irlandese, 2 formazioni austriache, 2 francesi, una tedesca, una statunitense, una messicana, una spagnola, una monegasca e una di San Marino. E poi ci sono diverse formazioni chiaramente italiane, la BS Carrera Premac, che ieri ho ricordato ha conquistato un importante successo alla Milano Busseto con Gabriele Bessega, la Gallina Ecotech Lucchini, MBH Ballan Colpac, la Tecnipes in Emilia Romagna, VF Group Bardiani CSF Faizanè, la Samma Vitalcare Dynatech, la UM Tools Caffè Mocambo, la Aran Cucine Veius, Team Bike Sicilia, Team Opla, MG Capavis Costruzione Ambiente, Team Gaia Plast Bibanese, la Solme Olmo che ieri ha colto la seconda posizione alle spalle di Bessega con Dario Belletta, e che oggi tra l'altro è in corsa, così come è in corsa anche il terzo di ieri alla Milano Busseto, Alvarez Perez. Non c'è invece Gabriele Bessega perché la BS Carrera ha preferito farlo riposare. La Sissio Team, la Società Ciclisti Padovani Polo Cherry Bank, la General Store SGB Fratelli Curia, l'Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura Marchiol, la Trentino Cycling Team e la Campana Imballaggi Geotex Trentino. Queste le formazioni di club al via, e poi vi ho elencato i paesi da cui provengono invece le formazioni straniere, gli international teams che sono stati invitati a questa 76esima edizione del Trofeo Piva. Tra l'altro con oggi inizia questo straordinario mese di aprile che proprio sulle strade della nostra regione e soprattutto nella provincia di Treviso vede un filotto di gare internazionali di grandissimo rilievo. Si inizia oggi con la 76esima edizione del Trofeo Piva, si continuerà domenica prossima con la 18esima edizione Sportivi Gran Premio Città di San Bendemiano, sempre dedicata agli Under 23, poi ci sarà l'internazionale a Pasquetta, queste oggi, e il Gran Premio Città di San Bendemiano sono prodotte appunto dal Ciclismo Web, quindi saremo oggi e anche domenica prossima in compagnia della nostra squadra. Poi insomma il 21 giorno di Pasquetta il classico Belvedere, Trofeo Belvedere, che insomma tradizionalmente si corre nel giorno di Pasquetta. A fine mese poi ci sarà il Gran Premio del Recioto a Negrar, quindi in provincia di Verona, sempre internazionale dedicata agli Under 23, e poi avremo un internazionale invece per la categoria juniores, anzi 2, perché il Trofeo Emozione da Pordenone il 26 di aprile e il 27 di aprile, quindi siamo in Friuli Venezia Giulia, e il 27 aprile invece Gran Premio Primavera, anche questa internazionale juniores da San Bendemiano. Pertanto un mese di aprile particolarmente ricco, ci sono anche altri appuntamenti, ora mi sono soffermato solo sulle manifestazioni internazionali, ma altri appuntamenti che invece fanno parte anche del nostro palinsesto, quindi un mese di aprile particolarmente ricco dove chi segue il ciclismo giovanile può, connettendosi sui canali di Ciclismo Web, Extra Ciclismo e Beta Cycling, poterli seguire in nostra compagnia. Qui si sta salendo verso il Combai, vedete sulla sinistra i 6 uomini al comando, ci sono alcuni di questi che cominciano ad aver accumulato troppa fatica per riuscire a tenere il ritmo. Vedete Luca La Guardia della Aran Cucine Veius che sembra non tenere il ritmo per ora di altri 4 atleti che invece hanno preso il largo. Eccoli qua, 4 atleti al comando, salendo verso il Combai, altri 2 si sono staccati e all'inseguimento sempre tutto solo il portacolori della Unione Ciclistica Trevigiani, Luca Fraticelli, che fino a qualche secondo fa avevamo sul riquadro a destra dei vostri teleschermi. Una manifestazione questa di Col San Martino che
ha un albo d'oro di grande valore, di grande peso. La prima edizione si corse nel 1954 e ininterrottamente si corre fino al 2025, a parte la parentesi del 2020 che a causa della pandemia di Covid-19 molte manifestazioni sono saltate e quella di Col San Martino è stata una di queste. Dopodiché avremo modo anche successivamente di andare a individuare anche gli atleti, quelli più conosciuti, che hanno avuto la capacità di scrivere il loro nome sull'importante albo d'oro di questa manifestazione, che ha sempre fatto conoscere e fatto emergere corridori di grandissimo livello e di grandissima qualità. Vedete che anche il gruppo ha aumentato l'andatura, nel frattempo Fraticelli ormai dovrebbe essere raggiunto, sarà tra poco raggiunto dal gruppo che sta salendo sul Combai a fortissima velocità, molto allungato. Credo che ci sia anche un grande recupero nei confronti dei 6 uomini di testa, dove in difficoltà vengono segnalati, come abbiamo visto, Luca Laguardia e il messicano José Castillo Alcocer. Sono i 2 atleti dei 6 che guidano la corsa a diversi chilometri, che hanno perso contatto, quindi sono rimasti davanti Sertic, Hollamby, Kazakov e Lorello. Questi i 4 atleti che stanno guidando la corsa. Io direi, se la regia è d'accordo, abbiamo delle interviste e dei blocchi anche promozionali, se la giuria è d'accordo, di andare ad ascoltare l'intervista che il nostro Andrea Finn ha fatto al presidente dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, Mario De Rosso. Prego la regia con l'intervista. Attendete un attimo, arriviamo subito e partiamo con l'intervista a Mario De Rosso, presidente dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, che è la società organizzatrice della manifestazione. Mario De Rosso, siamo alla via della 76esima edizione del Trofeo Piva, tanti mesi di lavoro, tante preoccupazioni, tanti pensieri, ma oggi si scioglie tutto, si parte e si va. Sì, siamo all'epilogo, veramente è una giornata fantastica. Dire il vero, la tensione si sta abbassando, i corridori sono partiti, ovviamente si spera che vada tutto bene in gara. Il lavoro intenso è dei mesi precedenti, un lavoro veramente intenso. Io devo ringraziare tantissimo la squadra, il nostro consiglio direttivo, in particolare quei 4-5 ragazzi, in primis Daniel Frezza, che fa un lavoro immane, e quando vi dico lavoro, il tempo libero dedicato alla ciclistica e non solo, è davvero così. Ha dovuto rinunciare a dei giorni di lavoro per portare a termine tutte le incombenze di organizzare una corsa internazionale, quindi un grande applauso a loro prima di tutto, e poi devo ringraziare sicuramente gli sponsor sostenitori, che anche quest'anno sono stati molto presenti, hanno capito il periodo particolare dei costi, dell'aumento delle spese, e si sono fatti tutti vedere puntuali e con la risposta puntuale, e anche i pagamenti già arrivati, devo dire la verità, con la sincera verità. Questo è andata ad oggi bene. Adesso puntiamo ad ottenere un grande vincitore, e qui il più forte, aspettiamo il più forte questa sera alle 5 e mezza, vediamo quando arriveranno. E le premesse ci sono tutte, perché al via c'è un gruppo davvero poliglotta. Quando si dice che il Trofeo Piva richiama il mondo delle 2 ruote a Col San Martino, è davvero così. Sicuramente abbiamo una rosa di partenti interessanti, abbiamo tanti stranieri, 16 partenti le squadre straniere, 19 le italiane, abbiamo dei nomi interessanti, ho sentito anche delle interviste, ho incontrato dei ragazzi che veramente sentono questa corsa tantissimo, qualcuno mi ha detto: io voglio vincere il Piva.
Non lo so per questo, perché qualche direttore sportivo me l'ha detto, questa è una corsa che lancia i ragazzi, come anche altri internazionali ovviamente, sì, sicuramente non è la più importante, le internazionali di primavera sono tutte interessanti per i ragazzi, quindi veramente aspettiamo l'arrivo, dai. Prima del via anche un momento toccante di ricordo, perché c'era un ragazzo che non poteva essere dimenticato. Sicuramente, anch'io è un momento che non vorrei ci fosse mai, perché veramente mi pesa, mi consuma tantissime energie, però volevamo assolutamente, i ragazzi del Consiglio, tutti d'accordo, mi hanno detto ricordiamo Simone, perché è stato con noi, era uno di noi, era fino al 17 di agosto, lo si trovava in giro per le strade, in bicicletta, era sempre con noi, è veramente un ragazzo di buon cuore, la famiglia, conosco tutti, quindi non potevamo non ricordarlo, anche con i suoi direttori sportivi, tutti presenti, che hanno voluto ricordarlo, omaggiarlo con un grande applauso. Bene, abbiamo sentito le parole importanti, anche toccanti alla fine nel ricordo di Simone, del presidente Mario De Rosso, tra l'altro nipote d'arte, perché lo zio Guido De Rosso conquistò il trofeo Piva nel 1960, pensate, da qualche anno Mario De Rosso è il presidente appunto di questa società, dopo aver ereditato il testimone da Angelo Guizzo, che a sua volta lo aveva ereditato da Martino Pupetti, che per tanti anni ha guidato le operazioni all'Associazione Ciclistica Colla San Martino. Ecco, questi ex presidenti sono ancora a tutti gli effetti, fanno parte del consiglio direttivo e danno una mano per l'organizzazione di questa manifestazione, che è la più importante tra le tante che la società organizza, perché non ci si ferma qui, perché si organizza anche il piccolo trofeo Piva, così chiamato perché è dedicato alla categoria juniores, e si organizzano anche gare e manifestazioni di fuoristrada. Quindi complimenti all'Associazione Ciclistica Col San Martino per il grande impegno. Tra l'altro, in particolar modo questo evento, come abbiamo sentito, c'è stato un doveroso ringraziamento agli sponsor che sono da sempre vicini a questa manifestazione e che anche in questi tempi, in questi anni complicati, dove i costi sono in continuo aumento e dove tra l'altro qui insomma l'attività principale, come potete ben immaginare, è quella della produzione di vini pregiati, perché insomma siamo in zona di OCG, Valdobbiadene di OCG, insomma con i tempi che corrono, con dazi, insomma, e con la guerra dei dazi che è in corso, insomma c'è grande preoccupazione anche per il futuro, perché potrebbe essere, anzi senza dubbio sarà uno dei settori che pagherà maggiormente se questa guerra è in modo molto serio, se questa guerra commerciale non si fermerà. Pertanto complimenti all'Associazione Ciclistica Colla San Martino e a tutti coloro chiaramente che si attivano per far sì che si possa continuare ad organizzare un evento di questo livello e tutti gli eventi minori che comunque la società da anni porta avanti. Io direi a questo punto di concentrarsi nuovamente su quanto stiamo vedendo. Siamo sempre in testa alla corsa, sono 3 i corridori al comando, si tratta di Lorello, di Kazakov e di Olambi. Vedete questi tratti in discesa e vi faccio notare, e sicuramente li noterete perché vedete materassi di colore rosso e di colore arancione, giallo-arancione, vedete che nei punti diciamo ritenuti più pericolosi ci sono state anche dal punto di vista organizzativo, vi vedete, anche delle iniziative, tutto ciò per creare per far sì che ci siano condizioni di sicurezza sempre maggiori per gli atleti. Ecco l'impegno, ecco i costi, ecco naturalmente, ecco, anche se è improprio chiamare gli investimenti sulla sicurezza dei costi, perché sono degli investimenti a tutti gli effetti, e la sensibilità di questa società e di molte altre società, di tutte le società che fanno parte del nostro movimento, che continuano ad avere una grande attenzione nei confronti di questo aspetto fondamentale, ovvero l'aspetto della sicurezza. 3 corridori al comando, Olambi, Kazakov e Lorello, erano 6 in precedenza, vedete qui in terza e ultima posizione è proprio il neozelandese Noah Olambi,
seconda posizione davanti ad Olambi Riccardo Lorello del team Opla, e ha dato il cambio in questo momento, però si è infilato subito alle spalle di Lorello il russo Danil Kazakov. Sono questi gli atleti che stanno guidando la gara quando mancano poco più di 50 km al traguardo. Il loro vantaggio è una quarantina di secondi sul gruppo principale, o ciò che è rimasto del gruppo principale. Ecco, lo vediamo con la nostra Moto 2 che ha agganciato il gruppo in questo tratto in discesa, si mantiene opportunamente più avanti perché potrebbe, anzi sarebbe assolutamente pericoloso stare troppo vicino agli atleti che in questo tratto in discesa scendono ad altissima velocità. Quindi sulla sinistra il terzetto di testa, la testa della corsa, sulla destra gli inseguitori che sono cronometrati. L'ultimo aggiornamento dei radiocorsa sono cronometrati con un ritardo di 45 secondi. Ci sono poche speranze, chiaramente, poche speranze per i tre al comando, che hanno avuto comunque la soddisfazione e continuano ad avere la soddisfazione di essere in grande evidenza in una manifestazione di grande livello come il Trofeo Piva, e anche dividersi i ricchi premi che sono distribuiti lungo il percorso ai Gran Premi della Montagna e ai vari passaggi sulla linea del traguardo. È una giornata ricca di eventi ciclistici. Per quanto riguarda la categoria Under 23, chiaramente il trofeo Piva la fa da padrone, tanti eventi anche sulla nostra regione, ma non solo, anche delle categorie inferiori, e c'è anche un grande evento che si sta correndo sulle strade del Belgio, la edizione numero 109 della Ronde del Giro delle Fiandre. Tra l'altro, insomma, vi do un piccolo aggiornamento per chi sta seguendo invece la nostra diretta. C'è il campione del mondo Tadej Pogačar che è ormai lanciato verso il successo e sarebbe il suo secondo successo tutto solo, quando per lui mancano 4 km al traguardo. Ha un vantaggio di 47 secondi, quindi ormai rassicurante su un quartetto con Van der Poel, con Van Aert, con Pedersen e con Stuyven. Ma noi concentriamoci su ciò che ci stanno facendo vedere questi straordinari ragazzi che stanno regalando spettacolo al Trofeo Piva, 76esima edizione. Siamo nel tratto in discesa, dopo aver scalato il Combai, quindi Guia, Follo, Colbertaldo, per poi ritornare a Col San Martino, dove ci sarà il passaggio. Abbiamo appena superato il limite dei 50 km al traguardo, pertanto 50 km al traguardo, quando i corridori passeranno sulla linea del traguardo, mancheranno le ultime due tornate che sono anche le più interessanti, la penultima di 19 km e 700 metri, dove subito all'inizio della penultima tornata i corridori scaleranno per la prima volta le dure rampe di San Vigilio, dopodiché si ritornerà nel percorso su cui hanno pedalato fino a questo momento, quindi si andrà a scalare nuovamente il Combai, discesa, passaggio sulla linea del traguardo. A quel punto mancheranno 27 km e 900 metri, si scalerà ancora San Vigilio, il muro di San Vigilio, poi nuovamente Combai e poi nuovamente per la terza e ultima volta ancora il muro di San Vigilio. E come vi ho già ricordato in diverse occasioni, mancheranno a quel punto solo 1200 metri al traguardo di Col San Martino, e conosceremo anche il vincitore della edizione numero 76. C'è al via il vincitore del 2024, Pavel Novak della MBH Bank Ballan, che appunto conquistò nel 2024 questa importante manifestazione, battendo Alessandro Pinarello della VF Group Bardiani e Castro Pescador, Diego Fernando Castro Pescador della GV Erco Shimano.
percorse la gara, che allora era di 179 km e 200 metri, così come era oggi, doveva essere 179 e 800, ma vi ho raccontato della neutralizzazione e della cancellazione di un giro a causa di alcune cadute che si sono verificate ed alcuni atleti che sono stati costretti a salire in ambulanza e ad essere accompagnati all'ospedale, e pertanto non c'erano le ambulanze, non c'erano soprattutto i medici che erano impegnati a fare soccorso, e come da regolamento la giuria e la direzione di corsa, di concerto con la società organizzatrice, hanno deciso di neutralizzare la gara fino a quando non sono ritornate le ambulanze e quindi con i medici che stanno rendendo servizio a questa manifestazione. Quindi si è ripartiti dopo questo momento di neutralizzazione, e sempre la giuria con la direzione corsa e con la società organizzatrice hanno deciso di cancellare uno dei 7 giri di 14 km e 100 metri, pertanto la nuova distanza in questa edizione 2025 ufficiale è di 165 km e 700 metri. Quindi vedremo se Pavel Novak avrà la forza e la capacità di ripetere quanto riuscì a fare nel 2024, dopo aver tra l'altro fatto un periodo nel 2024, il finale di stagione 2024, un periodo da stagista al team Jayco Alula. 2025 è ritornato a vestire i colori lui atleta ceco della Repubblica Ceca, classe 2004, quindi 21 anni, che compirà il prossimo 3 dicembre e che appunto l'anno scorso conquistò il successo al Trofeo Piva e che è a tutti gli effetti uno dei favoriti anche di questa edizione del Trofeo Piva, e lo potete facilmente riconoscere dalla dorsale numero 1, accompagnato dai compagni di squadra Diego Bracalente, Cesare Chesini, Lorenzo Masciarelli e Lorenzo Nespoli, in ammiraglia Flavio Miozzo a guidare le operazioni, così come era alla guida delle operazioni anche nel 2024. 3 atleti al comando, il ritardo del gruppo nel frattempo è salito a 1 minuto e 13, pertanto c'è stato un rallentamento da parte del gruppo che sta gestendo questa fase. Evidentemente non preoccupano granché i 3 uomini rimasti al comando, che sono, ve li ricordo, con il dorsale 73 il neozelandese Noah Hollamby, con il dorsale 124 Riccardo Lorello, che passa a fare il proprio turno in testa proprio in questo momento, e con il dorsale 86 il russo Danil Kazakov. Io direi a questo punto potrebbe essere, aspettiamo il passaggio a Col San Martino sulla linea del traguardo, aspettiamo e seguiamo chiaramente con grande curiosità anche il primo passaggio sul muro di San Vigilio, e poi mandiamo anche il blocco di interviste che sono state fatte ad alcuni attesi protagonisti alla partenza dal nostro Andrea Finn. E poi avremo anche un importante blocco che riguarda invece una manifestazione che sempre a Col San Martino, importante manifestazione che inizierà il prossimo 10 aprile, quindi la settimana prossima, e si protrarrà fino al 27 aprile, la 69esima mostra del Valdobbiadene di OCG. Ecco, avete visto i 3 uomini al comando che sono transitati sulla linea del traguardo. Tra poco transiterà anche il gruppo principale, che lo vedete facilmente sulla destra dalle immagini. Ora, tra qualche centinaio di metri, i 3 uomini al comando affronteranno una curva sulla sinistra
e andranno a scalare per la prima volta delle 3 in programma le rampe del Muro di San Vigilio. 1 minuto e 13 il vantaggio, ecco è arrivata anche la grafica sul ritardo del gruppo principale, che sta viaggiando comunque ad altissima velocità per una doppia ragione, chiaramente, sia per controllare i 3 di testa, che però, visto che sono in fuga da tantissimi chilometri, stanno accusando anche una discreta stanchezza e con 43 chilometri ancora da fare sono destinati, diciamo così, ad esaurire le forze per potersi mantenere davanti, e anche per affrontare le dure rampe di San Vigilio, del Muro di San Vigilio, nelle posizioni migliori possibili. Ecco che automaticamente aumenta la velocità in testa al gruppo. Eccola qua, la curva sulla sinistra, la strada si restringe, si inizia a salire intanto in modo molto lieve, ma saranno le ultime centinaia di metri particolarmente impegnative, dove si superano abbondantemente i 15 gradi di pendenza, quindi percentuali molto importanti da affrontare con il piccolo rapporto e soprattutto senza rischiare di piantarsi, perché vorrebbe dire non riuscire più ad avanzare. Tra poco i corridori affronteranno un'ulteriore curva sulla sinistra. Intanto vedete sulla sinistra quel cartello bianco che l'amministrazione comunale di Farra di Soligo ha posto proprio in occasione di questa 76esima edizione. Il sindaco Perancin l'ha presentata insieme a il presidente Mario De Rosso proprio in sede di presentazione di questa manifestazione sabato scorso, dando la giusta enfasi con le caratteristiche, insomma, in una zona dove la passione per il ciclismo è qualcosa di serio e con radici molto profonde, insomma, i tratti che anche grazie, direi soprattutto grazie al Trofeo Piva, questo tratto è diventato famoso e conosciuto, è caratterizzato da questo cartello che ne indica le caratteristiche, non tanto per spaventare chi decide di affrontarlo, ma semplicemente per dare quelle giuste informazioni che già in tante parti, sulle nostre Dolomiti, sulle Alpi, ma anche in altri paesi, Francia e Spagna soprattutto, da tanti anni le salite più iconiche sono caratterizzate da delle informazioni che gli appassionati di ciclismo gradiscono assolutamente. Ecco, questa è la telecamera fissa che è gestita dal nostro Franco D'Amuzzo, che abbiamo in cima al Muro di San Vigilio, e siamo in grado di seguire il passaggio con Riccardo Lorello, che si prende la soddisfazione di transitare in prima posizione al primo passaggio sul Muro di San Vigilio davanti a Hollamby, e in terza posizione abbiamo il russo Kazakov. Vedete immediatamente anche la discesa molto ripida da affrontare con cautela. Noi ritorniamo su Moto2 per vedere giustamente, ecco bene, questa immagine spezzata in due dei teleschermi sulla sinistra, la testa della corsa. Tra l'altro avete visto il segnale dell'ultimo chilometro, che sarà l'ultimo chilometro all'ultimo passaggio, al terzo ultimo passaggio. Qui con Moto2 siamo invece davanti al gruppo principale, dove la velocità si è alzata notevolmente. Abbiamo la possibilità, sempre con la nostra telecamera fissa, di vedere in faccia e di annusare la fatica che i corridori stanno facendo. Pensate, questa è la prima delle 3 tornate in programma. Passa anche Dario Belletta che è un po' affaticato. Lui ha corso ieri anche alla Milano Busseto e ha colto la seconda posizione alle spalle di Gabriele Besse, che probabilmente sta pagando un po' lo sforzo profuso nella giornata di ieri in una gara assolutamente non banale come il Trofeo Piva. Restiamo con la nostra telecamera fissa anche per così dare il giusto risalto a chi sta faticando moltissimo. Finisce in questo momento, guardate questo atleta, credo abbia il dorsale 74, credo abbia qualche problema. Si tratta di Lachlan McNabb,
qualche problema al cambio, perché ha dovuto affrontare le dure rampe del muro di San Vigilio senza avere la possibilità di utilizzare il rapporto più congeniale. Allora, sempre i 3 al comando, che nel frattempo sono lanciati in discesa, tra poco sono già ritornati sul percorso classico che porta nuovamente al Combai. All'ultimo passaggio invece chiaramente ci sarà la planata direttamente sul traguardo di Col San Martino. Ora si va nuovamente verso il Combai e vedete che il gruppo all'inseguimento, il gruppo principale, i migliori del gruppo sono già selezionati. Mi sembra di contare un gruppetto con una ventina di unità che ora andremo anche a cercare di capire qualche nome. 1 minuto e 12 nel frattempo è stato cronometrato al Gran Premio della Montagna, della montagna sul muro di San Vigilio, che è stato conquistato da Riccardo Lorello del Team Opla. 1 minuto e 12 il ritardo della prima parte del gruppo, e qui siamo con il dorsale 154 Enea Sambinello, che coglie l'occasione di questo rallentamento invece per allungare, ma stiamo parlando di ciò che sta accadendo alle spalle dei 3 che ritorniamo a seguire in diretta, e anche diciamo così, a complimentarci per il grande lavoro e per la grande gara che tutti e 3 stanno facendo. Erano in 6 in precedenza, con loro c'era anche l'austriaco Sertic, il messicano José Castillo Alcocer e italiano Luca Laguardia, che invece hanno mollato salendo verso il Combai al giro precedente. Ora hanno già iniziato a salire nuovamente verso il Combai, i corridori che fanno parte del terzetto di testa. Sarà il penultimo passaggio, scusate, sulla salita del Combai, 390 metri che stanno affrontando dal versante di Farra di Soligo. Ora aspettiamo il transito sul Combai per andare, come vi accennavo, al blocco di interviste che sono state raccolte dal nostro Andrea Fin prima della partenza. Sentiremo Dario Belletta, sentiremo Ciro Perez Alvarez, secondo e terzo ieri alle spalle di Bessega alla Milano Busseto, sentiremo Cesare Chesini, Mattia Negrente e Matteo Scalco. Però prima seguiamo la salita verso il Combai, perché ho l'impressione, la sensazione che possa accadere qualcosa. Mancano 39 chilometri al traguardo, continua ad essere di poco superiore al minuto il vantaggio nei confronti del gruppo, che ora ha rallentato la propria marcia, consentendo a chi aveva avuto qualche difficoltà nella prima scalata al muro di San Vigilio di recuperare terreno. Qui c'è stato un contrattacco, è sembrato Matteo Scalco della VF Group Bardiani Faizanè, lo vediamo sulla destra, che poi tra l'altro sentiremo nell'intervista. Mirko Rossato, che guida questa formazione che fa parte del gruppo professionistico, ma insomma a cui viene concesso dalla formazione Professional VF Group Bardiani CSF Faizanè. Da tanti anni hanno iniziato anche questo progetto giovanile, facendo passare direttamente corridori dalla categoria juniores alla categoria professionistica, però facendo fare loro chiaramente un calendario adeguato, e chi si occupa di questo progetto è proprio il padovano Mirko Rossato, ex corridore professionista e apprezzatissimo direttore sportivo nella categoria appunto degli elite e degli under 23, a cui la famiglia Reverberi ha affidato il progetto di far crescere queste giovani promesse. Vedete che questi rallentamenti da parte del gruppo consente a qualche coraggioso di prendere il largo. Ancora maglie della UAE Team Emirates che nel frattempo ha festeggiato con Tadej Pogačar, che ha conquistato per la seconda volta in carriera il Giro delle Fiandre.
Quindi prestazione veramente monstra da parte del campione del mondo, che dopo una prestazione straordinaria anche alla Milano-Sanremo, dove però ha trovato un altrettanto straordinario Van der Poel, che ha vinto la Milano-Sanremo, e poi anche uno straordinario Filippo Ganna, che alla classicissima di primavera è riuscito a salire sul podio in seconda posizione alle spalle di Van der Poel. Oggi si è preso una sonora rivincita, andando a vincere appunto il Giro delle Fiandre edizione 109 per la seconda volta in carriera. Mathieu Van der Poel cercava il poker e sarebbe stato chiaramente l'unico nella storia, perché nessuno è riuscito nella storia del ciclismo a vincere per 4 volte il Giro delle Fiandre. Mathieu Van der Poel, che si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle anche di Mats Pedersen. Quindi i 3 grandi favoriti della vigilia, Pogačar, Pedersen e Van der Poel, sono arrivati sul podio in queste posizioni: primo Pogačar, secondo Pedersen e terzo Van der Poel. Torniamo al Trofeo Piva, queste immagini dall'alto. Stiamo arrivando ormai al Gran Premio della Montagna del Combai. Vedete che tra i 3 di testa c'è stata selezione, ed è Riccardo Lorello che lascia sul posto Kazakov e Hollamby e va a conquistare tutto solo il Gran Premio della Montagna. Questa bellissima immagine dal drone drone che è gestito da Andrea Tonin, ci permette di seguire anche da questa prospettiva la scalata del Combai, che sta esaltando le doti di Riccardo Lorello, che ha lasciato sul posto i 2 compagni di fuga. Io direi a questo punto, se la regia mi sta ascoltando, di andare con il che dura qualche minuto. Abbiamo 5 interviste da ascoltare, vi ho detto: Dario Belletta, Ciro Perez Alvarez, Cesare Chesini, Mattia Negrente e Matteo Scalco. Lanciamo allora il blocco di interviste mentre Riccardo Lorello sta andando a conquistare il Gran Premio della Montagna sul Combai. Prego la regia. Dario Belletta, c'era grande attesa per vedere il tuo rientro alle corse. Ieri è arrivato il primo piazzamento, un bel secondo posto alla Milano Busseto. Oggi si corre il Trofeo Piva. Sì, dai, ieri è arrivato un bel piazzamento, indice che comunque stiamo lavorando bene. Oggi forse è una corsa un po' più importante, anche un po' più dura. Spero di aver recuperato bene durante la notte e vedremo come va, dai. La condizione, la gamba però risponde bene. Sì, diciamo che sono ancora in fase di crescita, so che c'è ancora molto margine, però devo lavorare duro durante la settimana e usare anche queste corse come sorta di allenamento. Però sì, dai, sta andando bene, mi sento meglio di giorno in giorno, quindi speriamo, dai. Tante formazioni internazionali in gara, che corsa ti aspetti oggi? Ma in realtà non so esattamente come aspettarmi, perché è vero che ci sono tante corse, ci sono tante squadre molto quotate, però il percorso allo stesso tempo è molto duro, quindi ci può essere anche un po' più di controllo all'inizio, però sicuramente sul finale verranno fuori i corridori con più gamba. Viene dall'Uruguay, Ciro Perez Alvarez, terzo ieri sul traguardo della Milano Busseto, oggi il Trofeo Piva. Che gara ti aspetti? Sì, una gara dura oggi, molto più dura di ieri, quindi vediamo di fare il meglio oggi. Il tuo 2025 è iniziato bene, comunque un buon inizio di stagione per te. Sì, alla Torre stavo bene, la prima gara dell'anno e mi sono caduto, quindi lì ho fatto un po' fatica poi a ritornare al mio livello, ma ora è andato bene ancora, quindi spero di fare bene anche oggi e le prossime gare. Per te che vieni dall'altra parte del mondo, come ti stai trovando qui in Italia? Benissimo, benissimo, ero già qua l'anno scorso. È stato difficile all'inizio di capire un po' le gare, il livello altissimo, tutto, ma piano piano inizio a migliorare qua e mi sto trovando benissimo. Cesare Chesini, MBH Bank Ballan CSB, alla via per confermare il successo dell'anno scorso. Sì, oggi siamo qua con una bella squadra, appunto anche il vincitore dell'anno scorso, Pavel Nova, che puntiamo sicuramente a far bene, a ripetere il successo. Ti abbiamo visto già brillante nelle prime uscite stagionali, com'è la tua condizione e quale, se ci puoi anticipare qualcosa, quale sarà la tattica della MBH Bank?
Sì, abbiamo preparato bene comunque questo mese di aprile, siamo stati in altura, abbiamo fatto qualche corsa con i professionisti, abbiamo tutti una buona condizione. Oggi sicuramente per noi una corsa un po' più dura andrebbe meglio e vedremo insomma. Mattia Negrenti, è una XTS Astana infarcita di atleti italiani, per voi un ottimo inizio di stagione? Sì, quest'anno la stagione è partita benissimo per tutti quanti. Quindi siamo tutti contenti, qui siamo tutti italiani, io l'unico secondo anno, siamo contenti, dai, speriamo in una bella gara. Un progetto che funziona il vostro, vi state trovando bene, la prima internazionale a Treviso, la popolarissima è stata vostra, oggi? Oggi si cerca di replicare la popolarissima, primi secondi, primi terzi, andrebbe bene. Matteo Scalco, queste strade ti hanno già visto protagonista tra gli juniores al Piva Junior Day, quanta emozione c'è nel correre questo trofeo Piva? Sì, sicuramente bei ricordi qui, anche quest'anno è già la terza volta che corro qui nella gara riservata agli under e quindi sicuramente emozionante ogni anno tornare qua. Che gara ti aspetti oggi? Ma sicuramente qui comunque il livello è alto, sappiamo come gli ultimi giri alla fine col San Vigilo siano i più decisivi, però bisognerà stare attenti anche prima che magari la gara può infiammarsi anche da subito. Bene, abbiamo sentito le interviste di alcuni attesi protagonisti, Dario Belletta, Ciro Perez Alvarez, secondo e terzo ieri, ve lo ricordo, alla Milano Busseto conquistato da Bessega e quindi avranno anche, lo hanno loro stessi riconosciuto, insomma qualche scoria nelle gambe, non è il massimo certamente in una gara così impegnativa ed esigente come il Trofeo Piva. Cesare Chesini, Mattia Negrente e Matteo Scalco. La situazione, c'è stata la conquista del Gran Premio della Montagna al Combai da parte di Riccardo Lorello, dietro si sono mossi grossi calibri perché in seconda posizione del Gran Premio della Montagna Alessandro Borgo della Bahrain Victorious Development e in terza posizione un portacolori della UAE Team Emirates Gen Z Duarte Scoliers Marivoet, un belga. Quindi sono stati raggiunti tutti gli ex compagni di fuga di Riccardo Lorello del team Opla, che è riuscito comunque a conquistare il Gran Premio della Montagna al Combai. Ora si stanno lanciando in discesa verso Guia, Follo, Colbertaldo e poi ci sarà il passaggio a Col San Martino dove sentiranno il suono della campana. A quel punto ci saranno da percorrere gli ultimi 27 km e 900 metri con la doppia scalata al muro di San Vigilio e il Combai per l'ultima volta. L'ultima delle due scalate al muro di San Vigilio terminerà a soli 1200 metri dal traguardo di Col San Martino e quindi conosceremo anche ormai entro meno di un'ora il vincitore della 76esima edizione del Trofeo Piva. Ora godiamoci queste belle immagini dall'alto, dopodiché quando la regia è pronta direi che siamo in grado anche, nel frattempo vi do un aggiornamento, il dorsale 124 e si tratta sempre del portacolori del team Opla Riccardo Lorello con 15 secondi sulla prima parte del gruppo che è formato da circa una cinquantina di atleti, poi il gruppo principale, ciò che rimane della corsa, è cronometrato ad 1 minuto e 10, ho la netta sensazione che insomma ormai sia il gruppo principale assolutamente tagliato fuori. Allora andiamo con questo servizio preparato dal nostro Andrea Finn che ci racconta un evento importante, importantissimo per questa zona, per Col San Martino. Inizierà il 10 aprile prossimo e si protrarrà fino al prossimo 27 aprile la 69esima mostra del Valdobbiadene di OCG. Prego la regia con il servizio. Il Trofeo Piva, caro Silvio, è diventata una grande classica internazionale, ma ha mantenuto immutati i propri valori, i propri caratteri distintivi, e uno di questi è proprio questo luogo che stiamo per andare dentro a visitare. Si tratta della mostra del Valdobbiadene di OCG, che dal prossimo 10 aprile ospiterà le degustazioni di quello che è il prodotto principale di queste terre, vale a dire quello che in giro per il mondo è conosciuto come Prosecco di OCG. Ma andiamo dentro per farvi capire come funziona anche il quartier tappa, il quartier generale che è ospitato all'interno di queste sale. Sono sale davvero
caratteristiche che risalgono ai tempi in cui il Prosecco non era ancora conosciuto in tutto il mondo, ma che ovviamente aveva bisogno di spazi per farsi conoscere e soprattutto per essere stoccato, per mantenere le proprie qualità. All'interno di questi spazi la Col San Martino ha realizzato tutta una serie di segreterie che servono per la corsa. Alla mia sinistra vedete la porta della segreteria tecnica, dove si stilano, diciamo, fisicamente gli ordini di partenti, poi gli ordini d'arrivo questa sera, e poi invece nella sala principale è ospitata tutta la sala stampa e soprattutto tutte le varie riunioni tecniche che precedono il via. Una vera chicca è quello che aspetta non solo i tanti appassionati che arriveranno qui a Col San Martino, ma anche tutti gli addetti ai lavori, perché come è consuetudine la società organizzatrice ha messo a disposizione il pranzo di tutti coloro che lavorano per il bene, la buona riuscita di questa corsa, ed è un pranzo decisamente tipico, perché grazie alla collaborazione con la Proloco di Col San Martino è stato realizzato un mega spiedo che farà la gioia di tanti operatori e soprattutto di tanti appassionati che potranno arrivare qui a Col San Martino quest'oggi. Siamo già all'interno dei locali della mostra del Prosecco e come consuetudine si stanno tenendo alle mie spalle le riunioni tecniche che precedono il via. Vedete in questo momento tutti i direttori sportivi in riunione con i direttori di corsa, con i commissari di gara, che stanno dando le ultime indicazioni per la sicurezza degli atleti e soprattutto per la buona riuscita della corsa. Insomma, a Col San Martino poi questa sala ospiterà, avete visto, è già pronta, tutti gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che arriveranno qui per il pranzo. Siamo in una stanza quasi sacra della mostra del Valdobbiadene di OCG e siamo con il presidente della Proloco Col San Martino, Luciano Stival. Un luogo, dicevamo questo, davvero unico e speciale. Sì, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, un luogo speciale per me sicuramente, ma per tante persone del paese e anche non solo del paese. Qui vantiamo praticamente la mostra più longeva di tutto quanto il territorio e forse anche di più. Abbiamo quest'anno all'incirca, anzi senza all'incirca, 230 tipologie di Valdobbiadene di OCG e credo che solo questo basti per far dire sì alle persone di entrare da questo nostro storico portone. Allora, oggi l'abbiamo visto allestito come segreteria, come quartier tappa del trofeo Piva, ma durante l'anno e soprattutto dal 10 aprile cosa succede in questi locali? Beh, intanto vorrei dire perché c'è una forte collaborazione con la Col San Martino, veramente sono dei bravi ragazzi dove tutti quanti devono prendere spunto da loro, veramente un'organizzazione eccellente e a noi sembrava il minimo poter dare questi locali per fare loro gestire la situazione logistica e poi, come si dice, le premiazioni, anzi le premiazioni le fanno fuori, però tutto poi il rinfresco, il cibo per gli addetti ai lavori. Quindi diciamo così che da qualche anno a questa parte la mostra di Col San Martino viene anticipata dalle Col San Martino con questa sua spettacolare gara. E poi dal 10 aprile le sorprese sono tante, si inizia ovviamente con il lancio dell'inaugurazione, con il lancio dei paracautisti del primo Tuscania e poi andando a seguire, guardando tutto quanto il programma, già domenica abbiamo una dimostrazione di trattori d'epoca, addirittura il sabato prima una dimostrazione di aratura. Credetemi, a Col San Martino non ci si annoia e potete tranquillamente vedere sul libretto cosa c'è scritto e qual è il ricco programma. Un programma ricco che accompagna poi quella che è la degustazione del vino, perché sono tutte manifestazioni che si legano, ma poi per dare valore, per presentare questo Valdobbiadene di OCG. Eh sì, come ho detto prima, questo qua mi sembra, a noi del Consiglio di Col San Martino, della Proloco di Col San Martino, sembrano i locali fatti apposta per presentare questo prodotto di eccellenza e questo prodotto di eccellenza non deve essere solo lui stesso, ma deve essere accompagnato anche con le nostre specialità culinarie, quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole. Insomma, se il Prosecco, se il Valdobbiadene di OCG è conosciuto tutto il mondo, lo è perché questo è il cuore che lo fa nascere e lo fa sgorgare. Assolutamente sì, qui nasce il Prosecco, ovvio per noi non nasce all'interno qua, noi abbiamo quel compito di poterlo rappresentare e meglio poter far degustare a tutti quanti coloro che entrano nelle nostre porte. E allora, oggi gustatevi la diretta con Silvio Martinello del Trofeo Piva, ma poi non mancate di fare un salto a Col San Martino e soprattutto alla mostra del Valdobbiadene di OCG.
Bene, io prendo in parola immediatamente Andrea Finn, saluto l'amico Luciano Stival, il presidente appunto della mostra. Sfido chiunque a non aver avuto la voglia di essere lì, ma avrete tempo di farlo perché dal 10 al 27 di aprile c'è la possibilità di visitare questa 69esima edizione della mostra del Valdobbiadene di OCG, perché è vero che si parla di prosecco, ma questa è una zona dove appunto non è un semplice prosecco, è qualcosa di più sofisticato, sicuramente di maggior valore, appunto la zona Conegliano Valdobbiadene del DOCG, Valdobbiadene DOCG. Pertanto se avete tempo e se avete voglia di fare un'esperienza, andate a Col San Martino a visitare la mostra. Noi invece ritorniamo a concentrarci su ciò che sta avvenendo. Vedete sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra gli inseguitori. In realtà la situazione è di gruppo compatto, ci sono circa 50 atleti al comando perché è stato raggiunto Riccardo Lorello. Noi abbiamo le nostre grafiche che sono preimpostate, ma in realtà abbiamo sulla sinistra Moto 1 sulla testa del gruppo, sulla destra Moto 2 sulla coda del gruppo. Ci sono vari attacchi, ci sono dei passaggi, è appena avvenuto, sta avvenendo il passaggio sulla linea del traguardo di Col San Martino, dove i corridori sentiranno il suono della campana, e dopodiché si andrà ad affrontare l'ultima tornata particolarmente impegnativa. L'ultima tornata, come vi ho già ricordato, misura 27 km e 900 metri, dove si andrà immediatamente ad affrontare per la seconda e penultima volta il muro di San Vigilio, dopodiché si salirà nuovamente sul Combai, che i corridori hanno affrontato globalmente, affronteranno 7 volte, erano 8 in programma ma un giro è stato cancellato, come vi ho detto, per la causa della neutralizzazione della gara, e poi prima di planare sul traguardo altra ascesa, ultima, al muro di San Vigilio, dove presumibilmente si deciderà la manifestazione. Quindi fasi calde, fasi concitate, sono rimasti a galla chiaramente i migliori del lotto. Vedete che ci sono diversi attacchi e contrattacchi da parte di corridori che provano ad avvantaggiarsi in vista della imminente ormai scalata al muro di San Vigilio. Deve ancora esserci il passaggio sulla linea del traguardo, dove i corridori verranno avvisati dell'ultima tornata anche dal suono della tradizionale campana. Una situazione di gruppo compatto con due atleti che hanno preso il largo in questo momento. Si tratta del dorsale 134 e del dorsale 166. Con il 134 abbiamo Alessandro Cattani del team Tecnipes in Emilia Romagna, con il dorsale 166 Martin Polania e Regno della VF Group Bardiani CSF Faisanè. Sono questi due gli atleti che si sono avvantaggiati. Il gruppo ha rallentato la propria marcia, vedete, occupa tutto il gruppo, sono circa una cinquantina gli atleti, questo è il numero che ci viene segnalato anche da Radio Informazioni, sta occupando tutta la sede stradale. Questo significa che la velocità ora si è un po' allungato, perché insomma c'è stato chi ha preso l'iniziativa, e sono gli uomini della MBH Bank Ballan CSB, che hanno in Cesare Chesini e il vincitore Pavel Novak del 2024 gli uomini di punta, e anche la formazione della UAE Team Emirates Gen Z. Chissà se i corridori di questa formazione sviluppo development dello squadrone della UAE Emirates sono stati avvisati e informati che Tadej Pogacar ha conquistato il Giro delle Fiandre qualche minuto fa, edizione numero 109, una corsa molto spettacolare, così come è spettacolare ciò che ci stanno regalando questi ragazzi. Altri 4 atleti che stanno rientrando su Cattani e su Erregno, proprio in vista del passaggio a Col San Martino. Quattro atleti, quindi abbiamo un gruppo di 6 con il dorsale 33 in ultima posizione della Aix-Provence Dole,
Vediamo Mark Lightfoot. Vedete già zona transennata, anche sono transitati i 6 di testa sulla linea del traguardo, c'è transitato in questo momento anche il gruppo principale, sempre condotto dagli uomini della MBH Bank Ballan. Il vantaggio, la differenza è veramente esigua, perché vedete l'altissima velocità che sta imprimendo al gruppo. La formazione ungherese della MBH Bank Ballan Kolpak, con Flavio Miozzo alla guida delle operazioni. Tra poco svolta a sinistra e inizierà, vediamo il dorsale 66 e 137, con il 66 abbiamo Kevin Biel della General Store SGB, con il 137 abbiamo Benjamin Eckerstofer della Tirol KTM, con il dorsale 129 abbiamo Ronan O'Connor del team Skyline, che insieme a Cattani e Del Regno formano il gruppo dei 6 atleti al comando, che hanno appena svoltato a sinistra e iniziato a salire verso l'unico atleta italiano tra i 6 al comando, Alessandro Cattani del team Tecnipes in Emilia Romagna. Quindi Lightfoot, Biel, O'Connor, Cattani, Eckerstofer e Regno sono questi i 6 atleti al comando. Sulla destra però vedete che il gruppo sta salendo veramente ad una velocità notevolissima, sempre sotto l'impulso degli uomini della MBH Bank Ballan Kolpak. Il portacolori è qui, curva a sinistra, e le pendenze si fanno veramente cattive. Pendenze cattivissime in questo momento, ed è mi sembra di vedere Kevin Biel della General Store che è riuscito a conquistare qualche metro di vantaggio e potrebbe riuscire a transitare per primo al Gran Premio della Montagna. Ecco, questo muro, questo durissimo muro, sarà l'ultima asperità che i corridori affronteranno tra circa 23 chilometri. Ora passaggio sul muro di San Vigilio, discesa, Combai e poi ancora muro di San Vigilio prima di planare sul traguardo di Col San Martino. Tanti tifosi che attendono chiaramente il passaggio dei corridori in questo tratto strategico, ma vedete che il gruppo ha recuperato moltissimo, e proprio lui, Kevin Biel della General Store, che dovrebbe riuscire a transitare in prima posizione al Gran Premio della Montagna, perché la nostra telecamera non è proprio sulla linea del Gran Premio della Montagna. Qui via il gruppo, ma possiamo considerare una situazione di gruppo allungatissimo ma comunque compatto. Tra poco avremo anche informazioni da Radio Corsa su qual è stato il passaggio al Gran Premio della Montagna. Ora ci si lancia in discesa e poi si ritorna a salire verso il Combai per l'ultima volta. Nel frattempo c'è una situazione, vi confermo, anche a Radio Corsa lo conferma, di gruppo compatto molto allungato, perché le dure rampe di San Vigilio hanno contribuito ad allungare il gruppo. C'è stato il passaggio di Biel, che è riuscito quindi a transitare in prima posizione al Gran Premio della Montagna, in seconda posizione Marco Schertl della Tirol KTM, in terza posizione Capdevila Pericas del team UAE Team Emirates. Questi i 3 atleti che sono transitati al Gran Premio della Montagna. Qui siamo con il danese Kevin Biel, che insomma, vedendo la postura che ha assunto, credo che tra poco verrà raggiunto, dovrebbero essere vicinissimi. Ci si alimenta, zuccheri a rapida assimilazione naturalmente, perché siamo ormai all'interno degli ultimi 25 km di gara, pertanto sarebbe assolutamente ininfluente
assimilare qualcosa di solido in questa fase finale, bisogna avere energie pronte ad entrare in circolazione per aiutare questi atleti ad essere pronti chiaramente ad affrontare le fasi decisive di questa 76esima edizione del Trofeo Piva. Allora si sono selezionati, sì, gruppo compatto, adesso, ora insomma rientreranno altri corridori, ecco, vediamo la nostra moto ripresa, Moto 2 che, allora abbiamo, questa è Moto 1 sulla testa della corsa, si mantiene chiaramente avanti al gruppo di testa perché è una fase particolarmente delicata. Questo è il gruppo, quello che viene chiamato gruppo principale, che sta transitando proprio in questo momento sulle due rampe di San Vigilio. Mi sento di dire che questi atleti sono assolutamente tagliati fuori, la corsa è davanti e non c'è più lo spazio per rientrare. Ecco, vediamo la testa della corsa sulla sinistra e coloro che stanno rientrando sulla testa della corsa, quindi a breve avremo una situazione di quel gruppo che viene quantificato in una cinquantina di atleti che ritornerà ad essere compatto mentre si esce dal territorio comunale di Miane per andare ad affrontare le rampe del Combai, con un quartetto che ha preso il largo. Allora, un quartetto formato dal dorsale 170 e si tratta di Filippo Turconi, dal dorsale 152 Dua Scoliers Marivoet, dal dorsale, attenzione, non appena la nostra moto riesce ad avvicinarsi riuscirò anche a darvi, mi sembra ancora Biel con il dorsale 66 della General Store, vediamo l'uomo con il dorsale numero 4 Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan, e vediamo se si tratta, se si sta salendo verso il Combai, mi sembra che sia proprio Biel, il danese della General Store con il dorsale 66. Tra poco ci sarà anche Radio Informazioni che ci verrà in... Sì, è proprio lui, il dorsale 66, Kevin Biel. Quindi dorsale numero 4 Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan Colpac, con il dorsale 66 Kevin Biel, con il dorsale 152 Duarte Scholliers Marivot, atleta belga, scusate la pronuncia ma francamente, con il dorsale 170 Filippo Turconi. Quindi abbiamo due italiani, un belga e un danese che sono in testa alla corsa quando mancano 19 chilometri al traguardo di Col San Martino. I corridori stanno affrontando per la ottava volta il Combai, ottava e ultima volta la salita del Combai, che terminerà ad un'altitudine di 390 metri, per quanto riguarda il muro di San Vigilio l'altitudine è 225 metri, più bassa rispetto al Combai, ma come avete visto dalle immagini, assolutamente dalle pendenze che nella seconda parte di salita soprattutto sono veramente molto molto importanti, abbondantemente sopra il 10%, si pedala pendenze che arrivano vicine al 20% sul muro di San Vigilio. Tra l'altro l'amministrazione comunale di Farra di Soligo ha proprio provveduto anche a caratterizzare all'inizio della salita le caratteristiche della stessa, venendo in aiuto ai tanti appassionati di ciclismo che quotidianamente affrontano, sia con la bici da corsa, sia con la bici da gravel, che con la bici da fuoristrada, con la mountain bike, questa salita che proprio il Trofeo Piva ha contribuito a far conoscere. Ora Turconi rilancia, sono Turconi e Masciarelli i due più attivi in questa fase quando si sta salendo verso il Combai. Bella la pedalata del danese Kevin Biel, agile, si mantiene in quarta posizione, anche il belga Marivot con pedalata agile, lui in maglia UAE Team Emirates. Il loro vantaggio viene cronometrato in 10 secondi nei confronti, lo vedete in grafica, nei confronti del gruppo inseguitore. Gianluca Valotti, il
capo dei direttori sportivi sulla destra che dava indicazioni al proprio corridore Lorenzo Masciarelli, in ammiraglia per quanto riguarda la MBH Bank Ballan Colpac Flavio Miozzo, per quanto riguarda la General Store quindi Kevin Biel, Daniele Calosso, per quanto riguarda la formazione UAE Team Emirates Giacomo Notari e per quanto riguarda Filippo Turconi che sta guidando le operazioni in casa VF Group Bardiani CSF Faisanè abbiamo Mirko Rossato, quindi 4 direttori sportivi di grande esperienza che stanno gestendo le operazioni dei loro atleti che si stanno giocando qualcosa di veramente importante. Avete visto il gruppo compatto alle spalle con un vantaggio che oscilla tra i 10 e i 15 secondi nei confronti dei 4 atleti al comando, dove Filippo Turconi è particolarmente attivo. Dietro vengono indicati circa 35 atleti nel gruppo principale, quindi si è perduta qualche unità. Filippo Turconi, classe 2005, quindi primo anno nella categoria Under 23, varesino, proprio a Varese è nato, già nel 2024, gareggiava nella VF Group Bardiani CSF Faisanè, la seconda, scusate, stagione in questa categoria, classe 2005, quindi a 20 anni. Viene da quel vivaio della categoria juniores che per tanti anni ha sfornato atleti di grande qualità, che è la Bustese Olonia. Sempre i 4 al comando, in questa bella immagine dall'alto con il nostro drone che ci propone, il nostro drone gestito da Andrea Tonin, siamo in grado anche di vedere la situazione con il gruppo che continua a mantenere sotto controllo la situazione, gruppo comunque allungatissimo, quel che rimane del gruppo, continua l'attacco di Masciarelli, di Biel, di Marivot e di Turconi, si continuano a essere 10-12 i secondi di vantaggio, vedete com'è allungatissimo il gruppo di 35 atleti alle loro spalle. Ci sono davanti rappresentanti di società e di squadre di grande livello e pertanto hanno anche diversi compagni di squadra nelle retrovie che stanno controllando la situazione. Infatti vedete che c'è sì qualcuno che prova ad allungare, a tenere alto il ritmo, perché potrebbe essere fatale lasciare andare troppo in là i 4 e poi arrivano i compagni di squadra dei 4 uomini al comando. Ora c'è un ulteriore allungo nel gruppo, immediatamente stoppato. Non riesco da questa distanza francamente a decifrare di chi si tratta. Ora con la nostra Moto 1 ritorniamo sul quartetto di testa con Turconi che in questa salita verso il Combay si è caricato sulle spalle la responsabilità maggiore per tenere alto il ritmo quando siamo a 100 metri dal Gran Premio della Montagna, ultimo passaggio sul Combay che per tante edizioni del Trofeo Piva è stata la salita principale. Trofeo Piva che, come vi dicevo e vi ricordavo, nel proprio Albo d'Oro ha nomi assolutamente importanti. Vi ho già ricordato il successo dello zio del presidente di Mario De Rosso, l'attuale presidente dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, vale a dire Guido De Rosso, che allora nel 1960 vinse davanti a Meschiutti e a Zanchetta, poi Aldo Beraldo, Mario Maino, tutti i corridori che hanno fatto nella categoria dilettantistica un grande percorso. Pietro Poloni, l'amico Pietro Poloni nel 70, che ho incontrato sabato scorso tra l'altro alla presentazione della 76esima edizione del Trofeo Piva. Poi abbiamo Sergio Parsani nel 73, vi elenco i nomi
diciamo così, quelli più importanti e conosciuti: Nazareno Berto nel 76, Fausto Stizzer nel 78, la doppietta di Guido Bontempi nel 79 e nell'80, Giancarlo Bada, l'amico Giancarlo Bada nell'82, il povero Emilio Ravasio nell'83, Roberto Pagnin nell'84, andiamo avanti, nell'86 Maurizio Fondirest, nell'87 Fabio Parise, Fausto Boreggio nell'88, Fabio Baldato nel 1990, uno dei direttori sportivi di Tadej Pogacar, che proprio oggi ha festeggiato, lo ribadisco ancora una volta, il suo secondo successo al Giro delle Fiandre. Continuiamo con altri nomi conosciuti, quello di Marzio Bruseghin nel 1996, Roberto Fortunato nel 98, poi abbiamo Jaroslav Popovic nel nuovo millennio, nel 2001, altri nomi di una certa rilevanza che poi hanno fatto strada anche tra i professionisti: Manuel Belletti nel 2007, Davide Cimolai nel 2009, Andrea Pasqualon, attuale professionista del Bahrain Victorious, nel 2010, poi continuiamo con Michele Scartezzini nel 2013, Pistard, molto apprezzato, insomma, che da tanti anni fa parte del gruppo della Nazionale Azzurra, Tao Geoghegan, che qualche anno fa, ricorderete, vinse anche il Giro d'Italia, Marc Padun nel 2020, come vi ho detto, l'unica occasione dal 1954 in cui non si è corsa. Nelle ultime 3 edizioni, 2022, siamo con, nel 2021 Ayuso, che sta facendo grandi cose tra i professionisti e che sarà molto probabilmente, tra l'altro, alla partenza del Giro d'Italia, con il ruolo anche di essere uno dei principali favoriti. Martin Marcellusi nel 2022, nel 2023 Giacomo Villa e l'anno scorso, 2024, Pavel Novak davanti ad Alessandro Pinarello e a Castro Pescador. Vedremo nel 2025 chi andrà ad iscrivere il proprio nome nella prestigioso albo d'oro di questa manifestazione giunta alla 76esima edizione. Allora, siamo con il passaggio al Gran Premio della Montagna, Turconi, Masciarelli, Biel. Il ritardo del gruppo viene cronometrato in questo momento in 33 secondi, pertanto comincia ad assumere una discreta rilevanza l'attacco dei 4. Allora, al passaggio con Bai al Gran Premio della Montagna mancavano 17 km al traguardo, quindi siamo circa una quindicina di chilometri dal traguardo di Col San Martino. C'è ancora un'asperità non banale, assolutamente da superare, ovvero terminerà a soli 1200 metri dal traguardo di Col San Martino l'ultima scalata al muro di San Vigilio. Pertanto prepariamoci ai momenti più spettacolari di questa manifestazione e dopodiché saremo in grado anche di applaudire, oltre ai tanti protagonisti, anche il podio, che riceverà il meritato applauso dai tanti sportivi presenti a Col San Martino, anche grazie a questa bellissima giornata di sole, primavera, che perlomeno dal punto di vista delle giornate di sole è uscita finalmente dopo tanta pioggia. Come temperature, insomma, non sono ancora quelle proprio primaverili, tra l'altro nei prossimi giorni è previsto un ulteriore abbassamento, anche se continuerà ad esserci bel tempo. Tratto di discesa dove i 4, insomma, riusciranno sicuramente a mantenere il loro vantaggio, è difficile recuperare in questi tratti, in queste discese tra l'altro veloci, ma allo stesso tempo anche tecniche, e poi rimane sempre il punto di domanda su quale formazione andrà a prendere in mano la situazione, perché le 4 formazioni a cui appartengono i 4 atleti al comando sono formazioni di assoluta rilevanza. Allora, la MBH Bank Ballan è rappresentata da Lorenzo Masciarelli, abbiamo la General Store che è rappresentata da Kevin Biel, abbiamo la UAE Team Emirates Generazione Z che è rappresentata dal belga Scholliers Marivot, e abbiamo la VF Group Bardiani CSF Faizané che è rappresentata da Filippo Turconi, quindi sarà interessante capire quali delle formazioni che non sono rappresentate saranno in grado anche di organizzarsi, perché sicuramente i 4 componenti del gruppo di testa hanno diversi compagni di squadra alle loro spalle che naturalmente e certamente non andranno ad impegnarsi nell'inseguimento, quindi potrebbe essere una situazione questa
potrebbe avere delle discrete possibilità di andare fino al traguardo. Ritardo del gruppo dopo, quando mancano circa 15 km al traguardo, viene cronometrato in 37 secondi, quindi continua a perdere terreno il gruppo inseguitore. Quindi continuano ad aumentare le probabilità per i 4 uomini al comando. Tutti danno il loro contributo, nessuno fa mancare il proprio apporto. Questa fase di discesa 50 secondi, aumenta il vantaggio dei 4 e vedete la ragione è proprio questa. Sono rappresentate davanti 4 formazioni di grande rilevanza che quindi hanno diversi altri componenti nel gruppo all'inseguimento, che è misurato in circa 35 unità. Ecco che manca la capacità di organizzarsi, la qualità per organizzare, perché i compagni di squadra certamente non andranno a lavorare a meno che non ci sia il direttore sportivo di una di queste 4 formazioni che, conoscendo le caratteristiche del proprio atleta davanti, decide di far lavorare, nonostante ci sia un proprio componente davanti, i compagni di squadra che sono dietro, perché non si fida delle sue possibilità. Allora, da ciò che vedo dietro, vedo la Bahrain Victorious, che è la formazione impegnata nell'inseguimento. Ci potrebbe essere l'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura, chiaramente interessata. Bahrain Victorious Development con Alessio Mattiussi in ammiraglia, sono i 2 fratelli Andreaus, Elia e Marco, Jacob Omrzel, Brian Olivo e Alessandro Borgo. Una squadra di grande spessore questa, e ecco, abbiamo risolto l'enigma. Sono proprio loro che si stanno impegnando nel tentativo di andare a ricucire. Però vedete che in seconda posizione c'è un portacolori della UAE Team Emirates che, quando riceverà il cambio, non lo darà, per ovvie ragioni, perché c'è un compagno di squadra. Stanno facendo buona guardia anche gli uomini di Mirko Rossato, vale a dire compagni di squadra di Filippo Torconi, della VF Group, Bardiani CSF Faizaneh, che sono lì nelle prime posizioni del gruppo inseguitore a stoppare chi è impegnato all'inseguimento. 40 secondi, ora anche radioinformazioni, forse era un po' esagerato i 50 secondi che la grafica ci aveva mostrato prima, perché radioinformazioni non ha mai dato questo rilievo. Conferma ora quello dei 40 secondi, quando mancano meno di 10 km al traguardo. La Bahrain Victorious impegnata, ma vedete che alle spalle dell'atleta della Bahrain Victorious ci sono i compagni di squadra di Marivot e di Turconi, che stanno facendo buona guardia e che stanno tutelando chiaramente e difendendo l'attacco dei loro compagni di squadra, che sono qui nel quartetto di testa. Collabora un po' con il braccino, con il misurino Kevin Biel, il danese. In questa fase entrano in gioco anche dal punto di vista tattico, chiaramente, anche chi cerca di sfruttare al meglio la situazione che si è creata. Siamo a meno di 10 km dal traguardo. Anche Lorenzo Masciarelli si scioglie la muscolatura, le gambe. Filippo Turconi invece va a stringere gli scarpini. È sembrato Filippo Turconi nella scalata verso il Combai in salita quello più a proprio agio, quindi vedremo nell'ultima durissima rampa di San Vigilio come sarà la situazione. Ormai ci siamo col Bertaldo, ora ci si avvia
verso Col San Martino. Non ci sarà il passaggio, attenzione, non ci sarà il passaggio sulla linea del traguardo, ci sarà una deviazione che i corridori affronteranno per la prima volta per andare a prendere direttamente il muro di San Vigilio senza transitare sulla linea del traguardo. Quindi si transita da via Giussin quando si arriva a Col San Martino. A quel punto alla deviazione mancheranno 3.800 metri al traguardo e il Gran Premio della montagna del Muro di San Vigilio è fissato quando ne mancano 1.200 al traguardo. Quindi poco più di 5 km e i corridori saranno al Gran Premio della montagna di San Vigilio. Ora anche Kevin Biel della General Store SGB sta dando un grande contributo e vedete la situazione del gruppo con un uomo della... non riesco a cogliere, non ha il numero sulla bici, tra l'altro un atleta che è stato vittima di una caduta della Bahrain Victorious, sono loro che stanno inseguendo, però tutto solo sta tenendo comunque sotto tiro i 4 uomini di testa, ma vedete che alle sue spalle ci sono uomini della UAE Emirates e della Bardiani CSF Faizané, pronti ad entrare in azione. Potrebbe essere da una parte Matteo Scalco e dall'altra Enea Sambinello. Vedremo che tipo di evoluzione prenderà la situazione. Ora Radio Informazioni ci segnala un vantaggio per i 4 uomini di testa di 35 secondi. Ora siamo con il dorsale 95 della portacolori della Petrolike, Juan José de Luna Prieto, sta lavorando in testa al gruppo ed è andato a dare manforte all'uomo della Bahrain Victorious nel tenere alta l'andatura. 32 secondi, quindi un leggero recupero, ma leggerissimo davvero. Attenzione, c'è sempre la durissima rampa di San Vigilio, quindi dovranno avere la forza, o qualcuno tra i 4 uomini di testa, di tenere la rimonta certamente del gruppo, perché nel gruppo ci sono uomini che in questo momento si stanno impegnando a tenere alta l'andatura, che poi non avranno nulla da chiedere sulle 2 rampe di San Vigilio. Chi è pronto a dare tutto su quella durissima rampa sono gli uomini che in questo momento sono a ruota. Ecco, si tratta di Alessandro Borgo con il dorsale 37, quindi che ha deciso di mettersi a disposizione della squadra dopo essere anche scivolato e caduto. Vedete che porta molto evidenti i segni sulla coscia sinistra di una scivolata che lo ha costretto anche a cambiare bicicletta, perché non vedo più il numero sulla sua bicicletta, ce l'ha sul casco e sulla maglietta ma non sulla bicicletta, pertanto questo significa che ha cambiato la propria bicicletta in occasione di quella caduta. Tra l'altro vi ho ricordato la caduta che è avvenuta nella prima parte di gara, che ha costretto gli organizzatori, la direzione di corsa e il collegio di giuria a neutralizzare la corsa per diversi minuti. Ecco spiegata la ragione per cui è stato cancellato uno dei 7 giri centrali. Ecco qui la deviazione per la testa della corsa verso via Giussin prima di transitare sulla linea del traguardo. Tra poco ci sarà questa deviazione anche per il gruppo. Ecco, in occasione di quella caduta evidentemente Alessandro Borgo è uno dei tanti corridori che sono stati coinvolti. Neutralizzazione che si è resa necessaria per consentire alle ambulanze e ai medici di gara, 3 ambulanze e 2 medici al seguito della gara, di ritornare dopo aver assistito e accompagnato all'ospedale i corridori che avevano bisogno di essere appunto accompagnati all'ospedale. Pertanto c'è stato anche questo
contrattempo, ritardo del gruppo, attenzione, viene segnalato quando mancavano 5 km al traguardo in 29 secondi, quindi continua leggermente il gruppo principale a recuperare, però continuano allo stesso tempo, anche quando mancano 4 km al traguardo per i 4 uomini di testa, a tenere e come se tengono i 4 uomini al comando. Bisogna vedere se questo sforzo in cui si stanno impegnando diventerà troppo per le dure rampe di San Vigilio che a breve andranno ad affrontare. Sempre molto spettacolare questa manifestazione, anche in questa occasione con la regia dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, una gara che da sempre richiama grande pubblico e grande interesse da parte dei corridori. Anch'io quando correvo nella categoria, allora si chiamava dilettanti, sia nei 2 anni che ho fatto la Ciclisti Padovani, sia nei 2 anni dei 4 nella categoria con la Bonlube Gulf, l'appuntamento con Col San Martino era sempre qualcosa di fondamentale, ma solo in una occasione sono riuscito ad arrivare nei primi 5, poi insomma, solo piazzamenti tra i primi 15, anche se era una gara, devo dire, meno impegnativa rispetto a quella che ora gli organizzatori da qualche stagione propongono. Ci stiamo avvicinando, ormai 3 km al traguardo per i 4 uomini di testa, ci stiamo avvicinando alle dure rampe di San Vigilio, che tra poco i corridori incontreranno sotto le loro ruote. Ecco qui il cartello dei 3 km al traguardo per i 4 uomini di testa, ora curva sulla destra, poi si andrà a deviare nuovamente a sinistra e si andrà ad attaccare per la terza e ultima volta il muro di San Vigilio, questo strappo, questa salita, questo muro appunto che proprio la C Col San Martino è andata a scovare qualche stagione fa e che stagione dopo stagione è diventata sempre più famosa tra gli appassionati di ciclismo, tanto da indurre l'amministrazione comunale di Fara di Soligo e il suo sindaco Perencin di così andare a caratterizzare questo strappo con tutte le caratteristiche di questa salita. Tra l'altro questo cartello che tra poco vedremo sulla sinistra, mentre diminuisce il vantaggio dei 4 uomini al comando, 16 secondi in questo momento, ora curva sulla destra e tra poco si inizia a salire e potremo vedere sulla sinistra quel cartello che l'amministrazione comunale di Fara di Soligo ha posto all'inizio della salita con le caratteristiche principali della salita del muro di San Vigilio. Si è persa un po' l'impulso tra i 4 uomini di testa. È sempre Turconi che prova con coraggio a rilanciare l'azione, non si scorge ancora con la nostra Moto 1 e quindi con la telecamera. Ecco, ora in questo momento all'orizzonte si è visto sbucare il gruppo, sono una decina i secondi di vantaggio, curva a sinistra e si inizia a salire verso San Vigilio, sempre con Filippo Turconi davanti a Kevin Biel, in terza posizione Lorenzo Masciarelli, in quarta posizione il belga Marivot della UAE Team Emirates. Vediamo se qualcuno prende immediatamente l'iniziativa o se si attende, come credo avverrà, le ultime rampe dopo l'ulteriore curva sulla sinistra, quel tornante vero e proprio dove le pendenze passano dal 10 a quasi il 20%. Ed è proprio il belga della UAE Team Emirates, Marivot, che prende l'iniziativa, immediatamente stoppato da Turconi che rilancia, in difficoltà Biel e ancora più in difficoltà Lorenzo Masciarelli. Turconi sembra avere la forza per staccare anche Marivot. Attenzione, ottima l'azione di Filippo Turconi che senza accorgersi sale anche un po' sulla spallina d'erba. Non si è ancora visto il gruppo, attenzione, perché al Gran Premio della Montagna il gruppo è vicino, ma mancheranno solo 1200 metri e soprattutto c'è tanta discesa, quasi tutti in discesa, quindi siamo ormai a 1500 metri dal traguardo e Filippo Turconi sta facendo veramente la differenza
in questo durissimo tratto in salita, l'avevamo visto, il più brillante salendo verso il Combai e si sta dimostrando il più brillante anche in questo ultimo passaggio sul muro di San Vigilio. Tanti appassionati che applaudono, ormai è a 40 metri dal Gran Premio della Montagna. Filippo Turconi, veramente bella la sua azione in piedi sui pedali, ora si siede, transita il Gran Premio della Montagna, via Filippo in discesa. Attenzione, naturalmente, bisogna essere lucidi, bisogna essere pronti a correggere qualche errore. La nostra moto si mantiene alle spalle di Filippo Turconi, questo ultimo chilometro, ultimi 1000 metri per Filippo Turconi. Questo mi fa pensare che abbia anche un discreto vantaggio. Filippo Turconi, vi ricordo, nato il 20 ottobre del 2005, compirà 20 anni il prossimo 20 ottobre, a Varese, cresciuto nella bustese Olonia. Ultime centinaia di metri per Filippo Turconi, anche la nostra moto deve affrontare questa curva sulla sinistra, vedete che ha insomma gioco facile Filippo Turconi, che insomma con il mezzo che ha a disposizione, appunto una bicicletta, ha maggiore facilità nell'affrontare queste curve. Ora il drone ci permette, ormai è fatta per Filippo Turconi, che ha la nostra moto ripresa alle sue spalle. Forza Filippo, ultimi 200 metri per Filippo Turconi, che va a scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d'oro del Trofeo Piva. Bravo veramente Filippo Turconi, complimenti al varesino della VF Group Bardiani CSF Faizané, che festeggia a mani alzate. Alle sue spalle il belga Marivot della UAE Team Emirates. Attendiamo, vediamo anche la volata con la telecamera fissa per la terza posizione. Dovrebbe essere questa la volata per la terza posizione, però a questo punto è meglio attendere radioinformazioni. C'è certezza sulle prime due posizioni, successo di Filippo Turconi davanti al belga Marivot della UAE Team Emirates. Tra poco vi daremo anche la terza posizione, quindi completeremo il podio di questa manifestazione, 76esima edizione del Trofeo Piva, che anche in questa edizione non ha mancato di regalare momenti spettacolari, soprattutto il finale con questa salita che ormai è entrata a caratterizzare questa manifestazione, e devo dire complimenti agli organizzatori che hanno avuto questa bella intuizione Ecco qui il rallenti con l'arrivo a braccia alzate di Filippo Turconi, che vince davanti a Marivot, il belga Marivot. Vediamo questa immagine dall'alto, ci permette di vedere anche molto frastagliati i corridori che stanno giungendo sul traguardo di Col San Martino. Tra poco vi daremo l'ordine d'arrivo completo, anche grazie all'aiuto di radioinformazioni, Radio Corsa, che andrà ad ufficializzare l'ordine d'arrivo. Ci manca il terzo, che con le nostre immagini insomma siamo saltati. Il nostro drone accompagna atleti ritardatari che terminano ora la loro fatica. Questa 76esima edizione del Trofeo Piva, e questa panoramica ci permette ancora una volta di cogliere le bellezze. Eccoci, ci siamo, quindi Turconi che vince davanti a Marivot. In terza posizione abbiamo il messicano della Petrolike, César Estrada Macias. Quindi questo l'ordine d'arrivo: Filippo Turconi
ritorna a parlare italiano, il Trofeo Piva. L'ultimo successo italiano risaliva al 2023 con Giacomo Villa, che vinse davanti ad Alessio Martinelli e Davide De Pretto. Tutto il podio in quella edizione fu italiano. L'anno scorso ci fu il successo di Pavel Novak davanti ad Alessandro Pinarello e a Castro Pescador. Ora invece il gruppo VF Bardiani CSF Faizaneh, dopo il secondo posto di Pinarello nel 2024 e il successo di Marcellusi nel 2022, ritorna a conquistare il Trofeo Piva con Filippo Turconi, che si è reso protagonista veramente di una gara magistrale. Si vedeva che stava bene, si vedeva che aveva una gamba migliore rispetto ai compagni di fuga, soprattutto quando la strada saliva, però nel finale di gara bisogna sempre essere prudenti, insomma la luce in una corsa di tale livello, in una distanza importante, anche se poi la distanza è stata ridotta a causa di quella neutralizzazione, si è passati dai 180 km praticamente originali ai 165-166 poi effettivi a causa di un giro neutralizzato, però comunque ha corso sia facendo leva sulla sua grande condizione, primo successo per lui in questa stagione 2025, e anche dal punto di vista tattico correndo con grande intelligenza. Qui si può permettere di festeggiare già a 100 metri dal traguardo, alza le braccia al cielo, indica la sua maglia e per la foto, che insomma ti auguriamo una carriera ricca di soddisfazioni, questa sicuramente sarà una di quelle che ricorderà a lungo. Bravo Filippo Turconi, bravo a Mirko Rossato, il suo direttore sportivo, che ha condotto le operazioni. Allora, abbiamo detto l'ordine d'arrivo che va a premiare Filippo Turconi davanti al belga Marivot e al messicano Macias. Altri corridori stanno arrivando, queste sono immagini in diretta. Ci siamo anche preoccupati di informare gli organizzatori che sarebbe importante perlomeno il podio di farlo in fretta, anche per consentire insomma che tanta gente dopo il traguardo non smetta di seguire la diretta e insomma si metta a fare altre cose, visto che oggi è un giorno di festa, insomma dedicare il tempo anche ad altro. Vediamo se le operazioni di premiazione verranno velocizzate, almeno per il podio, e poi ci sarà tempo chiaramente per dare soddisfazioni ai tanti protagonisti, ai tanti corridori che si sono resi protagonisti in questa manifestazione. Nel frattempo vi do anche alcuni appuntamenti futuri. Domenica prossima saremo insieme con la 18ª edizione dell'Internazionale di San Vendemiano, sempre dedicata agli Under 23, quindi il prossimo appuntamento con il format ciclismo web, quindi con 2 telecamere, con il drone, con telecamera fissa e con studio. Sarà presente anche domenica prossima per l'importante appuntamento con l'Internazionale di San Vendemiano, organizzata da un'altra grande società della provincia di Treviso, il Veloce Club San Vendemiano del presidente Fabrizio Furlan. Quindi prima di andare ad assistere, applaudire e proporvi il podio di questa 76esima edizione del Trofeo Piva, vi diamo appuntamento anche al prossimo evento che vi proporremo, che è appunto la 18ª edizione del Trofeo Città di San Vendemiano, qui Filippo Turconi, i primi 2 praticamente, Turconi e Marivot. Turconi ancora incredulo su ciò che è riuscito a fare, un po' deluso invece il belga Marivot, che sperava evidentemente in cuor suo di far propria la gara. Qui siamo con le miss che sono già pronte per premiare i protagonisti. Purtroppo a queste operazioni di premiazione del podio, che sono rilevanti e sono importanti, non viene data la giusta attenzione spesso, perché insomma si rispettano chiaramente i tempi di recupero degli atleti, però sarebbe importante
che si cambiassero la maglia, che si asciugassero e salissero sul podio per consentire, insomma, a chi come noi vi sta proponendo l'evento di tenere i tanti, e colgo l'occasione anche per ringraziarvi, perché i primi eventi che abbiamo trasmesso hanno richiamato comunque un foltissimo pubblico nelle nostre dirette streaming, e di questo vi ringraziamo. Evidentemente apprezzate la bontà del lavoro che il network Ciclismo Web, Extra Ciclismo e Beta Cycling vi propone, tra l'altro in questa stagione 2025 sempre più ricca di eventi. Questo il trofeo ormai da tanti anni che viene assegnato al trofeo Piva, che si caratterizza anche per questo bellissimo trofeo artigianale che viene creato per l'occasione e che viene consegnato al vincitore. Chiedo nel frattempo alla regia se ci sono indicazioni da Col San Martino, magari il nostro Andrea Fina anche pronto per qualche intervista. Benissimo, mi dicono dalla regia che Andrea Finna sta recuperando i protagonisti, così sentiremo anche dalla loro voce le prime impressioni a caldo. Abbiamo un messicano, un belga e un italiano. Eccolo qua, intanto vedo sulla destra il presidente Mario De Rosso, soddisfattissimo, e passo la linea ad Andrea Finna da Col San Martino. Mario De Rosso, quest'anno si può dire davvero che il muro di San Vigilio ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza per fortuna, perché con quello che è successo serviva un finale, un epilogo importante, nel senso che, come sappiamo, questo giro che è mancato, questa interruzione lunghissima, purtroppo fa parte del ciclismo, non potevamo pensare di far diversamente. È stato bravo anche il direttore di corsa a ripartire abbastanza celermente, ovviamente prima la sicurezza dei corridori, quindi ambulanze in corsa, medici in corsa. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare il rientro e comunque poi la corsa è esplosa, e quindi abbiamo visto le qualità dei corridori. Si dice che le macchine organizzative di grande calibro si misurano proprio nel momento dell'avversità. A proposito di quell'interrogazione, si può dire che tutto sia risolto per il meglio. Infatti ne ho parlato già con qualcuno del nostro staff, abbiamo visto la professionalità, soprattutto tutto l'apparato sanitario e medici che sono intervenuti con la massima professionalità. Ovviamente è servito del tempo, però per fortuna è rientrato e abbiamo ripreso la gara e anche finita al meglio. Tantissima gente sul percorso. Sì, bene, la giornata ci ha premiato, comunque tanto pubblico, è stato molto bello come sempre. Grazie a Mario De Rosso, la linea torna allo studio in attesa del vincitore che sta per arrivare, quindi pochi istanti e avremo le parole di Filippo Turconi. Bene, abbiamo sentito le parole di Mario De Rosso, soddisfatto chiaramente per l'epilogo della corsa, ma lo stesso anche, insomma, in qualche modo compiaciuto per come è stato affrontato questo problema della neutralizzazione. La corsa, come vi ho già raccontato, è stata neutralizzata per diverso tempo, è stata accorciata di un giro a causa di diverse cadute che hanno costretto i medici al seguito e le ambulanze chiaramente ad assistere alcuni corridori che avevano bisogno di assistenza, e pertanto dal regolamento non si poteva ripartire. Ridò la linea ad Andrea Fina a Col San Martino, che lo vedo in compagnia del vincitore. Intanto Andrea, fagli i complimenti perché veramente si è reso protagonista di un'ottima prestazione. Grazie Silvio della linea, sì, siamo con Filippo Turconi. Filippo, che bello tornare alla vittoria in questa maniera. È stato bellissimo, già la gara l'avevo fatta l'anno scorso e mi piaceva veramente tanto, e così è perfetto. Senti, cosa hai pensato quando avete iniziato l'ultimo muro di San Vigilio? Il gruppo era vicinissimo. Infatti, come l'abbiamo puntato subito a fare un ritmo elevato, anche per la paura che magari da dietro, un po' più freschi, riuscissero a rientrare, e alla fine per provare a vincere bisogna rischiare, l'ho fatta. Un ultimo muro dove le gambe hanno gridato dal dolore? Sì, gli ultimi 50 metri ero lì in piedi, ero praticamente buttato in avanti a tutta e dicevo dai, devo riuscire ad arrivare in cima.
Senti, hai vinto una grandissima corsa come il Trofeo Piva, l'hai vinta alla maniera dei grandi. A chi la dedichiamo questo successo? E la dedica va alla famiglia e a tutta la squadra che ha creduto in me, partendo dalla famiglia Reverberi che mi ha dato questa grandissima possibilità, ai direttori sportivi e ai compagni di squadra che oggi hanno fatto un lavoro perfetto. Grazie Filippo, complimenti ancora, la linea torna a Silvio Martinello allo studio. Bene, abbiamo sentito la gioia giustificata di Filippo Turconi per questo grande successo. Anche lui aveva fatto la prima esperienza al Trofeo Piva nel 2024 e gli era piaciuta, e a chi non piacerebbe vincere il Trofeo Piva col San Martino, e quest'anno ci è riuscito veramente dopo una prestazione straordinaria, sia dal punto di vista della performance sia dal punto di vista tattico. È pronto ormai, vedo tutti i protagonisti che tra poco saliranno sul podio, la composizione di questo podio. Vi ricordo il successo di Filippo Turconi, in seconda posizione il belga Marivot e in terza posizione il messicano Macias. Sono loro che tra poco riceveranno l'applauso del tanto pubblico che ha trascorso la giornata col San Martino che vi invito a trascorrere anche nei prossimi giorni, quando ne avrete l'occasione, perché dal 10 al 27 aprile prossimo si aprirà la 69esima edizione della mostra del Valdobbiadene di OCG. Pertanto, insomma, l'elemento più prezioso, il frutto di grandi sacrifici, di grandi lavoro più prezioso di questa zona, appunto il Valdobbiadene di OCG, con un'altra specialità della zona che è lo spiedo, che vi invito veramente ad assaggiare. Quindi se volete trascorrere delle giornate gustando prelibatezze dal punto di vista enogastronomico e poter visitare una zona dal punto di vista paesaggistico straordinaria, fatelo nei prossimi giorni. Dal 10 al 27 aprile c'è lo spazio, prendetevi lo spazio per visitare la mostra e le varie attrazioni che ci sono in quelle zone. Pertanto il podio del Trofeo Piva si sta completando. Sentiamo anche l'intervista che Andrea Finn sta preparando per il secondo classificato, il belga Marivot. A te Andrea. Today only a second place, but it's a beautiful second place. Yes, I cannot complain. I think the winner was stronger today, so I have no excuses to be made. He was stronger, and then of course, I would prefer to win, but then I think the second place was the highest possible. Also, a big shame that there was such a big crash. I hope the other guys are fine, but yeah. Turconi is too much strong in the last kilometer. Yes, the short explosive climb like this, I had to know what I could do, and he was just stronger, so no excuses to be made there. He was the strongest guy in the group, so yes, congrats to him. You are in a big Devo team. What's your goal for this season? Now the upcoming races with Liège, Belvedere and Recioto, I think are the big goals. Also this one was important for me, so to come out with a second place is nice. Of course it's not a win, but it's a good start for the next races, yes. Thank you very much. Silvio, sono certo che avrai preso nota, per la traduzione lascio a te il compito. Grazie Andrea. Insomma, riassumo chiaramente, ha riconosciuto la maggiore freschezza, esplosività e capacità performante di Turconi nell'ultima salita. Soprattutto lui ha tanti altri appuntamenti in questa stagione, ha parlato del Gran Premio del Recioto, deluso ma comunque contento della sua prestazione oggi. Direi grande sportività da parte del belga Marivot, che ha riconosciuto la superiorità di Turconi negli ultimi chilometri, dove c'è stata la differenza. Andiamo ad ascoltare anche l'intervista del messicano Macias, che si è classificato in terza posizione. A te Andrea. Un terzo posto in rimonta al Trofeo Piva, sei comunque soddisfatto? Bueno, creo que fue una carrera muy bonita. El Trofeo Piva es una carrera que me gusta, se adapta a mis cualidades y bueno, hemos llegado en tercer lugar. Ti sei divertito oggi su questo percorso? Claro, sí, siempre esta ruta es bastante exigente. Sabemos que el Muro de San Vigilio es decisivo y bueno, tenemos las piernas para estar ahí. Il tuo 2025 è solo all'inizio, quali i prossimi obiettivi? El próximo objetivo es este domingo San Vendemiano y después hacemos todas las garas en Italia.
Grazie ancora, la linea può tornare allo studio e siamo pronti per le premiazioni. Ho sentito anche Macias, traduco velocemente, contento della sua prestazione, una gara abbastanza esigente, ha detto, insomma, decisamente impegnativa, dove ci volevano buone pierna, buone gambe, e direi che lui ha dimostrato di averle, non si è mai visto in tutta la corsa, ma comunque è riuscito a cogliere questa terza posizione. Abbiamo sentito che i prossimi appuntamenti, da domenica prossima con l'Internazionale di San Vendemiano e poi molte manifestazioni in Italia. Bene, io allora direi torniamo a Col San Martino per il podio che, come ci diceva il nostro Andrea Finn, si sta ormai terminando di allestire. Io nel frattempo, prima delle premiazioni, colgo l'occasione, prima di salutarci, di citare, di ringraziare anche tutti coloro che ci hanno consentito di proporvi questa lunga diretta con le nostre due moto a Col San Martino, Moto 1 con Silvano Da Rossa alla guida e Andrea Finn alle riprese, Moto 2 con Sante Garlant alla guida e Roberto Casarina alle riprese, la telecamera fissa sul traguardo e sulla salita di San Vigilio gestita da Franco Damuzzo, il drone magistralmente gestito dal nostro Andrea Tonin, e qui in studio a Cartigliano con il sottoscritto, la regia con Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che hanno consentito e hanno coordinato il lavoro della squadra che oggi vi ha fatto compagnia e che vi ha proposto questa importante manifestazione. I ringraziamenti naturalmente vanno anche ai tanti che hanno deciso e che hanno scelto di stare con noi in questa domenica 6 aprile e di seguire la 76esima edizione del trofeo Piva da Col San Martino internazionale dedicata alla categoria juniores. I tre protagonisti, i tre corridori che tra poco salgono sul podio, anzi che stanno salendo sul podio, eccoli. Sono qui con Filippo Turconi che raccoglie anche il suo mazzo di fiori, tra poco gli verrà consegnato anche il trofeo artigianale da parte del presidente Mario De Rosso, il terzo classificato, che insieme a una componente dell'amministrazione comunale di Col San Martino, di Fara di Soligo, scusate, fanno la foto di rito del podio e dei protagonisti della 76esima edizione del trofeo Piva da Col San Martino. Io con queste immagini vi rinnovo i ringraziamenti e vi do appuntamento la settimana prossima, domenica 13 aprile, sempre alle 15:30, sempre su questo canale YouTube di Ciclismo Web, per la 18esima edizione dell'Internazionale di San Vendemiano. Grazie a tutti e buona continuazione di serata. Talento che arriva dal Belgio, portacolori della UAE Team Emirates, Duarte Marivot. Il vincitore riceverà la confezione Castelli, la maglia realizzata dalla Castelli e il trofeo Valentino Moro. Vince il 76esimo trofeo Piva di Col San Martino, un atleta varesino che arriva da Busto Arsizio, portacolori della VF Group, Bardiani, CSF Faizanè, e la sua prima vittoria tra gli under 23. Vi presento Filippo Turconi! Al momento della consegna col presidente Mario De Rosso, con l'assessore allo sport Manuela Merotto, del trofeo Valentino Moro al trionfatore. Ancora un grandissimo applauso a Filippo Turconi. Meraviglioso trofeo di Valentino Moro, a cui mandiamo un affettuoso abbraccio, perché il prossimo anno sarà qua con noi a festeggiare il trofeo Piva. Ma ora, gentili signore e signori,
chiedo la vostra cortese attenzione in onore del vincitore del 76esimo trofeo Piva. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us.